Alessandro Nuccilli dovrebbe essere il nuovo patron dell'Acragas. La notizia è emersa nel corso della conferenza stampa convocata oggi dal presidente Silvio Alessi, il quale ha convocato i giornalisti per fare chiarezza sulla gestione della società a partire dal primo momento in cui l'Acragas è arrivata in Lega Pro. Il Presidente ha voluto anzitutto chiarire la sua posizione, affermando che lui i soldi li ha sempre messi e non presi. In conferenza stampa che TVA ha ripreso integralmente, Silvio Alessi ha puntato il dito sulle cordate che si sono rivelate poi un bluff. E non poteva mancare il riferimento a Giavarini, essendo stato l'imprenditore che di fatto ha contribuito per la salvezza della società. E allora cosa ha fatto Silvio Alessi? E lo dico, nessuno mi può smentire. Giavarini ha fatto la sua parte del 54% e devo dire che ha uscito qualcosina in più del 54%. Silvio Alessi si è caricato il 40, circa il 40% con un esborso economico di circa 350.000 euro per coprire il disavanzo e quindi per poter salvare questa squadra e portare avanti il prossimo campionato alla prossima iscrizione. E a me mi viene accusato che mi sono messo in tasca i soldi dell'Enel, che mi sono fregato i soldi della Lega e che io cammino con l'autista, che poi non ho autista, con i soldi dell'Acragas. Allora a questo punto bisogna mettere un punto e fare chiarezza su quelli che sono i conti di questa squadra negli ultimi 2 anni. Tema di discussione anche l'impianto di illuminazione e l'esilio a Siracusa con la grave perdita economica che comporta dover giocare fuori sede. Si parla del nuovo patrone dell'Acragas e il mister di Napoli ha detto che si aspettava questo cambio e che l'Acragas quindi si riprenderà. Mister di Napoli non penso che l'Acragas si riprenderà con il cambio societario. L'Acragas si deve riprendere con una giusta determinazione dei ragazzi, entrando in campo con la determinazione che avevano fino a 5-6 partite fa, quindi è chiaro che è importante anche avere una serenità societaria, ma è quella che io in tutte le maniere, tra mille difficoltà, fino ad oggi non ho fatto mancare alla squadra. Voglio dire, la nuova proprietà, noi speriamo e siamo già nelle condizioni di poter andare avanti e a concludere queste trattative, sempre che vengano rispettate le clausole che sono state messe nella lettera di intenti che abbiamo firmato con il nostro interlocutore. Lei ritiene che giocare a Siracusa è un sopruso di Tavecchio, visto che si gioca di giorno tra l'altro? Io reputo che è un sopruso soprattutto averci fatto iscrivere al campionato con la garanzia da parte della Lega di poter giocare, quindi di avere un'ulteriore deroga e poi non ci è stata concessa. Questo è il primo sopruso. Il secondo sopruso è appunto quello che ci stanno facendo giocare alle 14:30 ogni partita di sabato e però non ci hanno fatto giocare all'Esteneto. Oggi con il mondo del calcio totalmente in crisi, distruggere veramente ancora ulteriore società mi sembra una pazzia e Tavecchio penso che questo in questi ultimi tempi lo sta capendo. Nuova società è questione di ore? Ripeto, noi siamo pronti. Voglio sgombrare il campo da tutte quelle voci che dicono che Silvio Alessi non vuole cedere la società. Silvio Alessi è pronto già da domani ad andare al notaio, sempre che vengano garantite una continuità a questa società e che vengano rispettate tutte le clausole che sono state firmate da me e dal mio interlocutore nell'atto della lettera di intenti.